Un'ondata di caldo eccezionale sta attraversando tutta l'Asia meridionale, temperature record di almeno 10 gradi sopra la media stagionale in India e Pakistan. Più di 1 miliardo le persone a rischio siccità. Giuseppe Solinas. Il fumo si alza sopra la collina dei rifiuti alla periferia di Nuova Delhi. Nel caldo estremo la discarica prende fuoco e riempie il quartiere di fumi velenosi. La scuola che toglie i bambini dalla strada è chiusa, gli anziani si ammalano. Ma è tutto il paese a soffrire. Almeno 43 gradi, con picchi vicino ai 50, 8 gradi più della media, il mese più caldo degli ultimi 61 anni, dall'inverno all'estate, senza passare per la primavera. L'ondata di calore colpisce anche in Bangladesh e Pakistan. I più a rischio sono i lavoratori poveri, i manovali, i guidatori di rickshaw. Soffrono anche gli animali negli zoo. Per respirare le tigri hanno bisogno dell'aria condizionata. I bambini cercano un ristoro dentro un fiume, ma il meteo dice che il caldo aumenterà con conseguenze gravi. La natura ci restituisce sotto forma di calore il male che le abbiamo fatto, dice Parul, preoccupata per il cambiamento climatico. L'ondata durerà ancora per molti giorni e il peggio deve ancora arrivare con la stagione dei monsoni. Dalla gloria nel mondo del tennis al carcere, l'ex campione Boris Becker dovrà scontare 2